That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. So good, so good, so good, so real. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. Love it, so please don't stop it. You got me riding in your jean pocket, laying your body on the shag carpet. Oh, you know I love it, so please don't stop it. It's like a downfall with a little bit of tender and emotion. Una buona sera dalla piazza di Maiano, e di fatto è il parco festeggiamenti di questa edizione 2022 del Festival di Maiano, che è stato inaugurato qualche minuto fa. Marrakesh ha già fatto sentire la sua voce da poco e verso le 21:30 inizierà a esibirsi. Questo è il primo grande concerto di questa edizione del Festival di Maiano. Fra poco dovremo avere anche il presidente Daniele Stefanuti, che è un po' il deus machina di questa manifestazione, che nelle riprese del nostro Di Bernardo vi dimostra come la risposta sia già eccezionale. Ci sono già le file alla serie di infiniti chioschi e prima minacciava pioggia e, se Dio vuole, il vento ha tenuto via, anche se per certi versi qualche goccia di pioggia abbasserebbe le temperature e renderebbe la vita più facile a chi sta spegnendo su vari fronti gli incendi, ma al momento c'è vento qui a Maiano e tutto procede bene. Salutiamo anche il comandante della stazione Carabinieri della locale stazione, una sicurezza per questo territorio, e salutiamo anche Elisa Del Sabata, che tra l'altro, sindaco, se non ti dà fastidio dobbiamo dire che oggi sei libera. Sì, infatti ho avuto anch'io per la prima volta il Covid e quindi sono stati 10 giorni a casa e stamattina ho fatto il tampone. Insomma, mi sarebbe dispiaciuto non poter essere presente, anche perché è il mio primo festival da sindaco, ovviamente, quindi a maggior ragione sono contenta di essere qua. Io direi niente per caso, dai. Se esiste un karma, un qualcosa di superiore, evidentemente dovevo essere qua. Ecco, dicevi appunto che per te è il primo festival di Maiano, un comune che fa quanti abitanti? Poco meno di 6.000 abitanti, e quindi a maggior ragione, se pensiamo alla nostra popolazione, pensiamo al fatto che 100.000 persone possono passare in questi 17-20 giorni effettivi di festival, è una cosa grandiosa di cui forse è difficile rendersi conto davvero. Ecco, il sindaco di Maiano è appassionato di che musica? Allora, sicuramente italiana, diciamo che forse mi sarei trovata onestamente più a mio agio con Venditti dell'anno scorso piuttosto che con Marrakesh, ma sarà forse l'età, ecco. E quindi il supporto dell'amministrazione comunale, abbiamo visto la polizia locale, c'è la viabilità evidentemente modificata, no? Sì, in effetti quello che il comune di Maiano può fare è dare un supporto logistico, perché è quello che la Pro Maiano serve ed è quello che dobbiamo dare, quindi garantire la viabilità modificata, garantire la piazza, le strutture, la pulizia del territorio e il supporto poi pratico che nelle more della manifestazione, insomma, può venire ad avere necessità. E poi, poi ti lascio, possiamo dire che cosa hai mangiato stasera? Di che cosa va ghiotta il sindaco di Maiano? Allora, sicuramente siamo qua, ci sono i comuni gemellati, quindi abbiamo la forma di parmigiano che viene da Traversetolo, quindi dall'Emilia, e non si può non mangiare, ma le specialità che offre il festival sono per tutti i gusti, quindi la Wiener Schnitzel, diciamo che poi è un classico del festival, ecco. Approfittiamo dell'occasione, al netto del festival, che estate sarà per quello che riguarda l'attività del vostro comune? Allora, sicuramente
non ci siamo fermati, anche se io non ero fisicamente presente, perché adesso si tratta di cominciare sostanzialmente e continuare a mettere quello che si dice i ferri in acqua per poter poi riuscire, sperando anche nell'aiuto dei contributi regionali, a far partire alcuni lavori e anche a dare, diciamo, degli affidamenti rispetto alle strutture già esistenti. Sindaco, noi ci vedremo presto, grazie, buona serata. Grazie a voi, buona serata a voi. Bene, salutiamo il sindaco di Maiano, Elisa De Sabata, e vado da Luigino Bottoni, presidente del comitato esecutivo della comunità collinare del Friuli. Questa volta non sbaglio, perché definiamolo un amico, qualche tempo fa mi aveva pizzicato su Facebook, e io chiaramente sono qua ancora per imparare. Luigino, allora intanto vedo tanti sindaci della zona. Sì, diciamo che il festival è il festival, 62esima edizione non per caso, ed è l'evento più importante di questo genere che si tiene in comunità collinare, nel territorio della comunità collinare, e quindi è un onore per me essere rappresentare l'ente, ma è anche molto bello vedere tanti colleghi sindaci dei 15 comuni che sono venuti stasera, proprio perché mi rappresenta e ci rappresenta questa identità territoriale che è un po' il collinare è il simbolo, cioè 15 comuni che si identificano non solo in se stessi ma in un territorio, e quindi gioiscono anche delle belle cose che vengono fatte nel comune vicino. E vedete, ha iniziato a parlare Bottoni e si è accesa tutta la luminaria, anche in questo caso è un caso, chi lo sa. Ecco, tra l'altro la comunità collinare ha celebrato un anniversario importante nelle settimane scorse. Anche noi abbiamo celebrato un importante anniversario, che è il 55esimo di fondazione. Il consorzio è nato come consorzio volontario dei comuni e recentemente, dal 2021, si è trasformato in un ente locale, in un ente pubblico. Però, sommando le due esperienze, abbiamo festeggiato 55 anni di 15 comuni che stanno insieme, che si mettono insieme, amministrazioni comunali che nel tempo ruotano, cambiano, sindaci che hanno sensibilità diverse, sia politiche sia amministrative, sia di vario genere, ma che alla fine, in fondo, trovano una sintesi anche sui temi che possono in qualche maniera creare delle discussioni, dei sentimenti diversi, ma alla fine il bello e l'importante della comunità collinare è che alla fine la sintesi si trova, si è sempre trovata. Bottoni, noi ci eravamo visti anche a Buia alla manifestazione Umbiel Vivi. Questa è un'area che resiste, rispetta le norme anti-Covid, però di fatto vuole dimostrare che c'è la ripartenza, ed è una ripartenza consolidata. È una ripartenza molto vivace, il territorio vuole dimostrare che c'è, e c'è veramente, perché in tutte le manifestazioni, e veramente se ne tengono in ogni comune, dove è più importante, dove meno, dove ci sono più investimenti, ma sono tutte belle, tutte identitarie e tutte significative, e molte delle quali festeggiano cinquantennali, quarantennali, e quindi una lunga e consolidata tradizione. Dimostra questo territorio ha una grande vocazione all'aggregazione, una grande vocazione alla socialità, l'aveva prima del Covid. È successo quello che è successo, ci sono state delle difficoltà, adesso siamo ritornati come prima e forse anche meglio. Questo è il bel segnale che questi eventi ci danno. Luigino, grazie. Se vogliamo citare una manifestazione in area, oltre al festival, che si fa da queste parti? E citiamo la prossima avventura, area di festa a San Daniele, la festa del prosciutto. Grazie. Grazie a voi. Grazie a Luigino Bottoni, e ci sono diversi rappresentanti del Consiglio regionale, ad esempio Edi Morandini, che di fatto è qui alla mia sinistra, zoppica. Sei caduto? No, ho un'infiammazione al tendine, cose che succedono, per fortuna niente di grave, però un po' zoppo, sì. Senti Edi, quante tappe hai fatto oggi? No, oggi è la prima, perché appunto sono come dico, con questa infiammazione, quindi dovevo andare anche da un'altra parte prima, ma è assenza giustificata, però insomma ci tenevo a essere presente qui all'inaugurazione del festival, perché insomma è un appuntamento ormai fisso, un appuntamento importante, perché è una delle principali manifestazioni che ci sono in Friuli Venezia Giulia, e hanno la capacità, la Proloco di Maiano, la Pro Maiano, la capacità di rinnovarsi e di migliorarsi ogni anno, e di trovare sempre soluzioni e idee nuove, quindi veramente complimenti a loro. La Regione come guarda a questo tipo di manifestazione? Questa è una grande manifestazione, un grande evento. Insomma, è una manifestazione importante,
oggi c'era comunque la presenza anche di promoturismo, perché insomma si cerca anche di dare una mano a queste manifestazioni, perché oltre a essere, come ho detto prima nell'intervento che mi hanno fatto fare, un momento importante per la socialità della comunità di Maiano, ma di tutta la zona collinare, è anche un'opportunità di conoscenza turistica di tutto questo territorio, perché comunque abbiamo un palinsesto molto importante, con cantanti e musicisti molto importanti, gente che arriva da tutta la regione, da fuori regione, anche da fuori Italia, e quindi manifestazioni come queste servono a valorizzare anche il territorio della Collinare, che è bellissimo, e quindi queste manifestazioni vanno aiutate, vanno coltivate, vanno spinte, e vanno ringraziati i volontari che lavorano tantissimo per la riuscita delle stesse. Io ringrazio anche Edi Morandini, vado da questa parte e vediamo due signore con... Dovrei andare dalla Santoro, ma poi vado dalla Santoro. Prima abbiamo sentito Bottoni parlare dei sindaci, ce ne sono diversi anche quest'anno. La signora è il sindaco Celotti, il sindaco di Treppo Grande, che ormai compie il mio stesso itinerario. Ci siamo visti a Umbielvivi, la Celotti se può non manca. È vero, se posso non manco, perché sono degli eventi importanti per la comunità allargata della comunità collinare, e quindi come sindaci cerchiamo di essere presenti accanto alle altre amministrazioni, ma anche e soprattutto accanto alle associazioni che sono il cuore di questi eventi. C'è tantissimo lavoro dietro una festa come questa, e quindi è giusto che gli amministratori siano presenti e riconoscano tutto il volontariato, il lavoro, l'apporto e l'impegno che rende possibile iniziative come queste. Sindaco, approfittiamo dell'occasione, se dovessimo spalancare le porte a chi deve venire a Treppo Grande, che cosa c'è di bello da vedere dalle sue parti? Treppo Grande è bellissima in ogni sua parte, abbiamo dei percorsi e degli itinerari cicloturistici veramente di livello, iniziamo ad avere anche una serie di realtà ricettive di livello, e quindi insomma una vacanza nella natura e con delle vedute splendide sulla comunità collinare, sulle colline ma anche sulle montagne, a Treppo Grande la trovate. Senta, le sue papille gustative, di che cosa stanno godendo assieme alla Santoro? Stanno godendo di un prosecco, credo, che è quello che è stato stappato per inaugurare il festival e che devo dire è veramente buono. Lei vuol fare un brindisi con la Santoro, perché poi con la Santoro noi non parliamo mai di politica, parliamo sempre di qualcosa di gastronomico, e vedrai che subito la domanda gliela piazzo. Santoro, lei stasera che cosa ha mangiato? Ho mangiato delle cose buonissime, però non possiamo fare torto a nessuno, perché credo che il livello culinario della festa di Maiano sia veramente altissimo, e quindi dire qualcosa rispetto a qualcos'altro si farebbe torto, anche se in realtà io ho sempre il mio piatto preferito qui a Maiano. Dai, diciamolo Maria Grazia. Non possiamo dirlo, perché io credo che i telespettatori debbano venire a Maiano ed assaggiare i vari stand, perché davvero lo si dice sempre, ma in questo caso la qualità dell'offerta gastronomica è davvero una qualità molto elevata e che dà conto a tutti i nostri prodotti del territorio. Santoro, ricordo una diretta a Fiumicello quando ti do del tu, perché dare del lei mi sembra una barzelletta, visto che ci siamo del tu anche oltre le telecamere. Quel risotto fatto, se non ricordo male, con le pesche, ma guardando negli stand ti viene l'ispirazione di cucinare qualcosa per i tuoi cari a casa? Oh sì, devo dire che ci sono dei piatti molto golosi, ci sono dei gnocchi molto golosi, un filetto golosissimo, e credo che si possa coniugare qualità del prodotto, perché sappiamo tutti che un buon piatto nasce da una buona spesa, con la salubrità del prodotto stesso e il legame col territorio. E quindi credo che davvero Maiano si presenti con questa edizione al meglio del suo spolvero anche culinario. Grazie alla consigliera regionale Maria Grazia Santoro e ovviamente anche al sindaco di Treppo Grande Celotti. Ci rivedremo, noi abbiamo ancora 2 minuti, ma grazie, buonasera, state bene. Grazie. Arrivederci. Allora io vado da questa parte, vado dai sommelier della FISAR. Esatto. Che cos'è la FISAR? Federazione Italiana Sommelier, Albergatori e Ristoratori. Che cosa abbiamo servito? Abbiamo servito uno spumante metodo classico della cantina di Pittero. Provi a descrivermelo. Uno Chardonnay. Provi a descrivermelo. Non le chiedo di farmi una degustazione, sarebbe bellissimo, ma non abbiamo tempo.
Che vino è? È un vino che ha fatto 36 mesi sui lieviti, un vino molto profumato. Senta, e a fianco è intenso. A lei, è vicino a lei chi c'è? C'è una mia collega, nonché mia figlia, Io avevo ipotizzato, ho detto io ci provo, così faccio un figurone. Come si chiama sua figlia? Cristina. Cristina, lei ha seguito le orme del papà? Sì, le abbiamo seguite insieme in realtà perché abbiamo iniziato insieme questo percorso, un po' per gioco, e poi è diventata una passione vera e propria, adesso siamo qua. Ecco, tutti mi dicono, sì, uno dice, faccio il sommelier, l'esame c'è molto da studiare. Allora, per noi è stato un po' più difficile perché forse non siamo del settore, penso che uno del settore sia un po' più agevolato, diciamo, però secondo me c'è stato molto da studiare, è stato un po' impegnativo, sì, però ha dato molte soddisfazioni. Lei da quant'è in questo mondo vinicolo? È un paio d'anni in realtà, non tantissimo perché per via del Covid diciamo che era stato sospeso tutto, eventi e adesso abbiamo ricominciato e quindi speriamo vada avanti così, insomma. Senta, poi andiamo in pubblicità. Il nostro Di Bernardo ha inquadrato quel medaglione, che medaglione non è, ma è? È un taste van, si chiama, ed è lo stemma, diciamo il simbolo del nostro lavoro, ecco. Senta, grazie a entrambi, a papà e figlia che sono di Maiano, giochiamo in casa. meglio di così. Allora, noi adesso andiamo in pubblicità e ripartiamo qua dall'area festeggiamenti, credo che andremo nell'area dei filetti. Laying your body on the shag carpet. Oh, you know I love it, so please don't stop it. It's like a Ecco qua. E allora noi iniziamo, brindano solo loro, io e Di Bernardo berremo dell'acqua, magari un goccino di vino perché dobbiamo guidare. Allora, questi ragazzi arrivano da? San Daniele del Friuli. Siete tutti di San Daniele? Sì. Cosa state bevendo? Una ribolla gialla spumantizzata. Ma siete soli, le fidanzate dove sono? L'abbiamo lasciata dormire, dai. Un po' presto però. Ma almeno qualche volta un'uscita tra amici si può fare, dai. Voi siete, cioè sono i tuoi amici del cuore questi? Sì. Infanzia. Sì. Quindi andavate all'asilo assieme? Io sì, sì. All'asilo a San Daniele? Sì. E cosa fate nella vita? Io faccio il meccanico di automobili. Tu? Io lavoro in prosciuttificio. Io studio architettura all'università. Quindi tre mestieri totalmente diversi. Differenti. E siete pronti per aria di festa? Anche sì, tra poco ci sarà anche quello, sì. Qual è il prosciuttificio? Prolongo. Prolongo. Com'è? Perché è speciale il vostro prosciutto? Perché è un metodo artigianale. Artigianale. E come ti sei avvicinato a questo mondo? Visto che anche qua si mangia prosciutto crudo. Ho sempre lavorato in macellerie con la carne e quindi sono entrato tramite conoscenze dentro il prosciuttificio. Allora ringrazio questo trio, salutatemi le vostre rispettive ragazze. Vedete alle spalle di questo trio amici di infanzia di San Daniele la fila continua a allungarsi. Qui siamo nella zona dell'Enoteca appunto qui del festival di Maiano. Allora io vado da questa parte, siamo vicino all'Enoteca e non a caso c'è il presidente di qualcosa di importante, Stefano Trinco, che guida il consorzio DOC Friuli. Buonasera a tutti. Buonasera a te. Allora ti chiedo intanto qual è la zona di interesse geograficamente? Tutta la regione Friuli Venezia Giulia, è una DOC di ricaduta che in pratica va a coprire tutte le DOC attualmente esistenti con delle rese che sono superiori, quindi la possibilità di portare in giro per il mondo il nome del Friuli su una altissima percentuale di prodotti. Ecco, qui la vediamo, anzi cerchiamo di vederla e di immaginare perché c'è per fortuna molta gente, ci sono tantissime etichette, abbiamo visto prima il vino che è stato servito di Pitaro durante la fase inaugurale, tante etichette? Sì, sono tante etichette, seguiamo sempre questa enoteca, tante etichette di spumanti, quello che è il trend attuale, quindi Prosecco ma anche ribolla spumantizzata e altri prodotti. E poi dei vini bianchi ma anche rossi perché l'offerta gastronomica del Festival di Maiano è talmente elevata che molte volte anche dei vini rossi si abbinano perfettamente alla carne, quindi insomma gli abbinamenti ci sono. Senti, siccità,
il clima piuttosto arido, che vendemmia sarà? Visto che questa è una domanda che ti faccio da oltre 20 anni. Sì, è vero, è una domanda attualissima, vedremo nei prossimi giorni perché si vive giorno per giorno. Ovviamente in questo periodo è basilare avere l'irrigazione nell'azienda, quindi l'irrigazione intesa come soccorso per le piante che però con queste temperature sono un po' piantate dal punto di vista della maturazione, per cui non c'è preoccupazione dal punto di vista della qualità del prodotto, c'è un po' di preoccupazione per quanto riguarda la quantità, perché ovviamente con la siccità viene a calare un po' la quantità, bene se aumenta la gradazione zuccherina. Direi che insomma tutto sommato ci aspettiamo un agosto leggermente piovoso e quindi in modo da portare le uve sane a fine agosto quando inizieranno le vendemmie. Ecco, quindi le soddisfazioni, c'è una tipologia di vigneto che non dico che beneficia della siccità perché credo che tutte soffrano. No, la sofferenza è totale, anche perché proprio la pianta come noi si blocca, per cui insomma probabilmente un'annata, se continua in questo modo, con un po' di acqua sarà una grande annata anche per i vini rossi, un po' meno forse per le varietà aromatiche perché col caldo vengono un po' bruciate, però molto bene invece per le ribolle, penso alle basi spumanti, quindi insomma quello che è il mercato attuale, quindi che ci sposta sulle bollicine, è favorito anche da questo tipo di clima. Grazie a Stefano Trinco, buona serata, noi proseguiamo e andiamo da questi signori, vediamo che cosa, non so se bolle in pentola, ma che cosa finisce su questa griglia. Vedete che io salgo da questo, permesso posso? Grazie. Che cosa abbiamo qui? Sardine alla Scotadeo. Scotadeo vuol dire che stanno lì non tantissimo. Non tantissimo, quando vanno mangiate con le mani e praticamente scotta le dita, vengono mangiate, viene chiamate Scotadeo. Da dove arrivi tu? Da Marano. Ovviamente. Da dove vuoi che arrivi? No, Dio santo. Senti, fai il pescatore? No, io lavoro nel pesce, ho fatto il pescatore per tanti anni, lavoro comunque sempre lavorato nel settore del pesce. Per cui sì. Senti, che stagione è? Adesso è la stagione pesce azzurro, la sardina, gli alici, il sugarello, le acquadelle, la frittura e la stagione del pesce azzurro. Quant'è che venite al Festival di Maiano? Io sono 12 anni, ho un rapporto bellissimo con loro, di amicizia mi chiamano e comunque sono presente sempre quando mi chiamano. Senti, qui come si cucinano? Normalmente, guardi, buttate su un po' di sale fino, una girata sola quando la pelle rimane attaccata nella sardina, vengono servite con un po' d'olio d'oliva, prezzemolo e un po' di sale e basta. Chi sono questi due ragazzi? Questi sono i miei amici di Maiano. Ah, quindi vedete che c'è questa sorta di gemellaggio. C'è un gemellaggio, lei è di Maiano. Maiano, sì. E quindi è un'affezionata a questo tipo? Anche l'anno scorso? Da anni siamo qua noi. E lui chi è? È un altro di Maiano. Non è il tuo moroso? Sì. Ma non sottovalutiamo questo. No, il mio moroso, certo. Quant'è che è il tuo moroso? Un bel po' di tempo. Voi pensate di convolare o no ancora? No. Avete capito la posizione? Da una parte no e l'altra ha detto col tempo. No, con Binarin. Binarin. No. Com'è? Buonissimo. Allora, andiamo da quel signore No, non c'entra nulla, vieni qua. Adesso non so se posso chiamarti col nome d'arte. No, Renato, ciao. Renato, perché il nome di Renato è un'altra è un altro, ma è un dettaglio. Senti, l'estate? L'estate è appena iniziata, speriamo venga un po' di caldo perché questo periodo col freddo così non è che l'abbiamo gestito tanto bene. Siamo qui a Maiano, è inutile che lo dica, no? L'avrei già detto e questo è quanto. Renato, che cos'è per te il Friuli? Friuli è per me la mia vita, la mia storia, io arrivo anche da una storia proprio di eventi, di storie, è importantissimo il Friuli. Perché mi fai questa domanda? No, volevo vedere come rispondevi. Sì, questa domanda è interessante perché il Friuli per noi è il Friuli, punto e basta. Cosa Bocca al lupo a tutti e via. Toccai friulano. Toccai friulano. Tu lo chiami Toccai o friulano? No, io lo chiamo friulano, sono orgoglioso perché
anche se hanno molti un po' criticato questo nome, per me è importante invece, proprio lo adoro questo nome, lo amo, Friulano, proprio perché no, giusto? Grazie. La mia idea, ciao. Grazie a Renato, noi grazie al gruppo di Marano Lagunare e noi proseguiamo da questa parte e andiamo a mostrarvi un altro stand e qui passiamo dalla zona del pesce alla zona della carne, quindi noi faremo il giro Tibe perché mi hanno suggerito in questi 3 minuti di fare il giro da questa parte e quindi buonasera, da dove arrivate? Maiano. Siete qua per il concerto? No, di passare, abitiamo qua per cui siamo venuti a fare una passeggiata, dai. Quindi avete già mangiato? Certamente. Quindi qui non consumate? Abbiamo tempo per consumare. Ha un mese, ma lei da dove arriva signora? Sono cubana, abito qui a Miami, Ma di che zona di Cuba? è di Matanzas. E più o meno è vicino Varadero, lontano? Vede? E che cosa si mangia volentieri da quelle parti? Da quelle parti tanto maiale, quello sicuro. Purcit? Sì, Lei sa il friulano? più o meno. Pochino. Capisco. Però Allora- parlarlo Quant'è che è da queste parti? 12 anni. Ormai. Maianese doc. Sì, sì. E lui è? Chi sei tu? Mia figlia. Possiamo riprendere? Sì. Angelo. Angelo. Per chi tifi Angelo? Italia. Sì, l'Italia, ma... La Juve, la l'Udinese. Qual è che ti piace? Dillo. Qual è? Dillo. No comment. No comment. Ci vediamo. Arrivederci. Segreto. Arrivederci. Allora noi saliamo da questa parte e finalmente c'è questa che si chiama Martina ad accoglierci perché ci aveva suggerito appunto di venire da queste parti e quindi vogliamo vedere che cosa succede qua dentro. Martina. Qui facciamo il filetto di maiale, che è una delle specialità del festival, lo facciamo ormai da diversi anni. E si tratta appunto di filetto di maiale servito con le patate e sopra vengono messe diverse salse per accompagnare il piatto. Ci sono le salse classiche che sono senape, caperi e sapori dell'orto, che è un intingolo fatto con le spezie. E da quest'anno ci sono alcune novità che sono la dadolata di verdure, quindi una salsa fatta con melanzane, zucchine e peperoni messa sopra la carne. Scusa, è che la prima La vasca. prima, esatto, la seconda è sapori dell'orto, la terza è un'altra novità perché abbiamo deciso di proporre ogni settimana una salsa a sorpresa, quindi ogni fine settimana cambieremo e questo fine settimana abbiamo fatto una salsa fatta con panna e funghi che ci hanno detto essere molto buona. Magari dopo la trasmissione ti daremo le dovute conferme. Ecco, a Maiano sapete fare gruppo, ma qui chi è il leader? Beh, il leader in realtà tutto è partito da suo papà diversi anni fa. Come si chiamava? Suo papà Si chiama? Stefano, e adesso abbiamo preso in mano un po' noi giovani, quindi lei è rimasta perché suo papà ha iniziato il tutto, poi ci sono i cuochi che sono un po' nascosti là dietro. Come si chiamano? Se vogliamo presentarli. Tutti? Se vuoi sì. Boh, ci sono Paolo, Enrico, Alan, poi ci sono i patatari, Massimo, Daniele, poi c'è Fabio e tutte le ragazze che ogni tanto ci intercambiamo, anche perché abbiamo bisogno di molta gente per riuscire a garantire anche il servizio al tavolo, che noi è una cosa a cui teniamo particolarmente, di modo che la gente si sieda, abbia il tempo per godersi magari intanto una bibita, una birra, così noi abbiamo tutto il tempo di preparare le cose con calma e servire poi ai tavoli. Senti, concludendo, abbiamo parlato di come viene realizzata, quanti siete, chi siete e la materia prima? La materia prima è, come ho detto già prima, filetto di maiale. È locale? Questo che ti chiedevo, viene acquistato qui in zona? Sì, sempre con i nostri collaboratori che ci fanno anche da sponsor e che sponsorizzano un po' tutti i prodotti del festival anche. Grazie. Prego. Come si chiama la figlia di? La figlia di Silvano, Simona. Allora io vorrei andare, posso andare da Simona un attimo? Provo. Simona, vieni qua un attimo, scusa, fammi un giro. Perché volevo, visto che vado da questa parte, grazie. Allora, la buona Martina mi diceva che di fatto tu hai preso il testimone del papà. Sì, esattamente, abbiamo iniziato quasi 15 anni fa, penso, eravamo solo io, mio papà, Ilvio Riva e Martina.
e abbiamo iniziato a fare un po' di serate così giusto per prova e poi gli anni successivi ogni sera e ci siamo ingranditi in questa grande famiglia che è Filettolandia. Filettolandia? Sì, Filettolandia. Ecco, senti, allora, penso che lei... Allora, questa ragazza si chiama... Barbara. E cosa fa Barbara? Io prendo gli ordini dei filetti e quindi sono, diciamo così, alla reception. Gli altri che incarichi hanno? Gli altri hanno, Allan Bertoli alla cottura, poi c'è Fabio Piuzzi che ha le patate e poi insomma abbiamo gli altri collaboratori che insomma danno il turno quando sono stanchi agli altri. Ma qui comandano gli uomini o le donne? Le donne. Sempre le donne. Sempre le donne, attenzione all'avverbio di tempo, sempre, quindi always. Sì, certo, anche se una grande mano ce la dà anche Paolo, che si sta nascondendo stasera, ma... L'uomo col berretto contrario? L'uomo col berretto contrario, che è quello, diciamo che è il mago del filetto, mettiamola così. Che senza di lui insomma non... Accompagnatemi da Paolo. Paolo, Paolino, vieni qua, che devo andare in pubblicità perché sennò poi in caso... Sei stato definito il mago del filetto? Così dicono. No, la mia passione è quella di cucinare, soprattutto carne alla griglia e diciamo che unisco l'utile al dilettevole. Senti, quindi tu sei bravo a cucinare anche a casa? Certo, certo. Quindi un uomo da ma qui c'è mica la tua metà? No, sono libero come il vento. Libero come il vento che stasera sta soffiando e quindi... ma questo potrebbe essere anche un incubatore perché nasca un amore? Ma certo, ogni occasione è buona, poi un'occasione di festa come questa qua è l'ideale. Paolo, noi a questo punto dobbiamo andare in pubblicità, salutiamo le signore, me le saluti tu le tre signore che sono... Sono Martina, Barbara e Simona, quindi lanciamo le regine di Filettolandia. Le regine di Filettolandia e quindi lanciamo l'appello, se l'avete visto e vi interessa Paolo c'è. Quindi venite nello stand nei prossimi 20 giorni a Maiano, intanto vi fa assaggiare il filetto e quindi poi da cosa nasce cosa. Pubblicità. Eccoci in diretta dal salato al dolce. Qui c'è è sua figlia. No, è mia nipote, Mia e Lucrezia. Che cosa ha acquistato? Cosa acquistiamo, Mia? Caramelle? Caramelle? Caramelle, quelle morbide. Quelle morbide, assolutamente. È un ritorno un po' al passato? Quando era piccola le acquistava? Sì, assolutamente, noccioline, caramelle, di tutto. Da dove arrivate? Venzone e Maiano, quindi siamo della zona. Quindi la zia si porta a spasso la nipotina. Capito? Fortunata la nipotina, eh? Anche la zia, dai. Anche la zia, molto. Grazie. A lei. Arrivederci. Allora salutiamo questa zia di Venzone, andiamo da... Erika Burba, sono di Gonars, veniamo da Gonars e facciamo le mandorle calde e specialmente abbiamo un sacco di caramelle assortite. Senti, Gonars un tempo era nota per le ciabatte ed è nota anche per le... Siete in tanti con questa tradizione. Siamo in tantissimi sicuramente. Quello che inquadra adesso il nostro Fabio è tuo padre. Lui è mio papà, è lui che gestisce tutto e fa delle mandorle wow. Mandorle wow, hai capito di Bernardo? Ma quanti anni hai? Io ne ho 18. Wow, vedi i termini, cioè wow, papà. Quindi, e manca però la zia. La zia, esattamente. Guarda, non la trovo adesso, si sarà nascosta. No, di spalle, andiamo, guarda, secondo me andiamo, e così la mettiamo anche un po' in difficoltà, andiamo da questa parte, qua abbiamo sempre la zia con la nipote di Venzone, quindi eccola qua, questa è la zia, è meravigliosa sta cosa, è la nipote che insegue la zia. Noi, come si chiama la zia? Germana. Germana, vedete che con un balzo è arrivata praticamente ad Osoppo e quindi salutiamo Germana e andiamo da questa parte, grazie di cuore. Grazie a voi, buona serata. Salutami tanto la zia e andiamo da questa parte. Ciao papà, ci vediamo. Allora,
E questa, vieni vicino al tuo amore, ci mancherebbe altro. Guarda che copia. Questa è la segretaria della Pro Maiano. Dov'è Stefanutti? E adesso è un attimo impegnato con Marrakesh. Perché Caparezza è il 13 di agosto. Senti, il peggio è fatto di fatto, adesso il festival è partito, no? Alla grande, speriamo nel tempo, speriamo che la gente si diverte. Sono tutti contenti, vediamo, guarda che spettacolo che c'è. Questo nutre la vista, no? Guardare tutta sta gente. Assaggiano il nostro galletto, il filetto del festival con le varie salse, la costata, poi c'è la Viennese Schnitzel, la cucina del Checo, Integraldo, i migliori vini nell'enoteca. Sempre lì. Abbiamo visto prima. E anche nella birreria centrale dove abbiamo le diverse birre che ci sono, Weihenstephan, Forst. Senti Sara, se dovessimo fare un po' di promozione alle prossime serate, fra poco inizia Marrakesh. E poi? Marrakesh, poi abbiamo il prossimo fine settimana ci sono i Lifiba, il 31 c'è la Oliran dove vi aspettiamo numerosi, poi sarà Arcomi, i Pinxoni, Caparezza e più ne ha più ne metta per i bambini, per i grandi, le 3 mostre che sono nel Palazzo delle Associazioni, in via Ciro di Persa i Lego e poi c'è la mostra del comune, sotto al comune. Quanta gente c'è stasera? Speriamo sui 2300 persone per il concerto più tutte quelle che ci sono nella festa. Maiano è sempre figlia dei grandi numeri, eh? Maiano è sempre Maiano. Abbiamo una squadra meravigliosa perché dobbiamo ringraziare soprattutto quelli che stanno lavorando, tutti i volontari che sono delle persone magnifiche, siamo una grande famiglia. E ringraziamo anche il Presidente che sicuramente lo vedrai in giro perché sempre è Dilla. I nostri giovani sono il nostro futuro. Il nostro futuro perché qua ne avete tanti. Tanti giovani, sì, tantissimi giovani e dobbiamo ringraziare soprattutto tutti quanti. Veramente. Senti, ti chiedo se mi aiuti come al solito, vorrei andare verso quei dispositivi che ruotano. Per il galletto, la costa alla brace, dove abbiamo... Poi che entriamo da questa parte così, entriamo e così magari ci facciamo spiegare come sono organizzati questi ragazzi. Buonasera. Vieni un attimo, 2 parole, che cosa sta girando? Praticamente questo è per cuocere la costa, la brace, praticamente il girarosto per la costa. Senti, il vento quanto vi sta complicando la vita? Molto, veramente molto stasera, se no perché dopo va in giro un po' per la festa, il fumo e tutto. Il vento sta praticamente complicando il lavoro per cuocere la costa. In quanto tempo può essere definita cucinata questa carne? 1 ora e mezza. Allora, mentre il nostro Fabio, e tu chi sei? Io sono vicepresidente della Pro Maiano. Senti, anche quest'anno, ci diceva prima Sara, gran colpo d'occhio. Sì, molto gran colpo d'occhio. Una bella gente, Pro Maiano. Semplicemente Pro Maiano. Senti, diceva prima 1 oretta e mezza perché la carne si cucini, no? Sì. Da dove arriva la carne? Dal Despar Forte qua a Buia, Maiano. Filiera corta, insomma. Sì. E siete sempre gli stessi che avete questo? Sì, siamo 7 anni che facciamo questo, abbiamo iniziato con i galletti. E adesso abbiamo portato fuori, sono 3 anni che abbiamo portato fuori la costa, abbiamo portato fuori la salsiccia, tutto alla brace. Allora io ringrazio il vicepresidente della Pro Maiano e vorrei in questi 2 minuti proporvi una delle immagini che ha montato il nostro Fabio Di Bernardo, che ho scattato io ieri sul lago dei 3 comuni, dove c'era gente a distrarsi, a prendere un po' di sole e nel mentre c'era anche un Canadair che pescava l'acqua da portare sugli incendi in Varresi e questo vuole essere da Maiano. E quindi anche il vicepresidente della Pro di Maiano saluta le popolazioni colpite, ci sono molte famiglie che hanno dovuto lasciare la propria casa, vedi? Nel Carso.
anche sul Carso, anche se Dio vuole pare che la situazione si sia leggermente normalizzata. Adesso il problema, oltre 100 ettari stanno bruciando in Varresia. Però per rilassarci un po' andiamo poi direttamente in pubblicità, mandiamo questa copertina con le immagini del Lago dei Tre Comuni. Cazzo, l'ho fatto davvero, tu lo stai solo sognando. A quelli come te gli vendo e famo il coraggio. Lo so, vuoi sapere di chi parlo? C'è l'imbarazzo della scelta, ma più che altro c'è l'imbarazzo. Il brutto che abbiamo costruito ma detto caro. Come dire mai a te stesso non l'avvocato. Torno a casa mamma mi parla solo di conti. Io non devo solo di quelli che danno stato. L'unico reato che faccio rubarmi il flow. Ora che i livelli più bassi non dico forse, mi chiudono tutti in una stanza. Fare imbarazzo, non ce n'è abbastanza per fare la tua. Questo è il campo sportivo di Maiano e si sta esibendo il rapper siciliano Marrakesh. Vedete le migliaia di persone che sono alle mie spalle, circa 2000, tutte assiepate sotto il palco, e in questo momento sentite che acclamano il loro divo, e vediamo, dovrebbe ripartire subito con un altro brano. E questo è uno dei brani più noti che hanno caratterizzato la carriera di Marrakesh. Sentiamo ancora 30 secondi e poi ci spostiamo. Da politici sempre più simili ad influencer che non candideranno loro direttamente, ma se le liste suprematiste di S, le teorie degli inizia la lotta di gente, da polemiche, fattori, giocatori che per darti vuole
Noi adesso ci spostiamo, siamo sempre accompagnati da Sara, la segretaria della Pro Maiano. Salutiamo il personale di sicurezza che è qui e che garantisce appunto che tutto si svolga nel migliore dei modi, e qui adesso entreremo un'altra volta nel capannone dove andremo a mostrarvi altri volontari. Sara, chi sono quelle ragazze con la maglia rossa che sono anche queste molto giovani? Tutte volontarie, che sono queste ragazze, sono tutte maggiorenni perché possono spinare le birre solo i maggiorenni, sono tutte volontarie. Ci sono poi i ragazzi, quelli che vedi con la maglietta, sono tutti perché sono parte della grande famiglia. O servizio al tavolo, perché viene fatto il servizio al tavolo solo in 2, la cucina di carne a Integraldo, che questo è self-service, però per il resto la gente porta lo scontrino e poi dopo direttamente viene tutto servito al tavolo dalle persone. E noi andiamo di qua, cosa troviamo? Abbiamo i giovani, la birreria dei giovani e la Wiener Schnitzel Integraldo. Allora andiamo a farci una vasca da questa parte e vedete che le persone continuano a essere in fila. Questa è la zona della birreria e veramente è difficile trovare sicuramente un posto. Questo è Maiano con il festival e si sta esibendo Marrakesh, ma le persone non sono qui solo per Marrakesh ma anche per soddisfare il palato. Andiamo a vedere come viene prodotta e proposta una Wiener Schnitzel, ne vedo una in lontananza. Come si chiama questo signore? Non mi ricordo. Buonasera. Qua si distribuisce ketchup, maionese, patatine, perché sono Dimmi. Ditemi il numero del tavolo dove siete seduti, vi serviremo il tavolo. È splendido, cioè lui è meccanico, non abbiamo ordinato niente ancora, siamo qua solo per sentire per tirare la polina. Come sono fatte quelle Wiener Schnitzel? Faccela vedere, no, una, così le vediamo un po' più da vicino. Questo è uno dei vostri piatti forti. Sì, questo è uno dei nostri piatti forti, anche il filetto del festival, ma ormai ci siamo espanti su tutto buonissimo, sono tutti contenti, veramente una cosa stupenda. Come si chiama questo? Come ti chiami? Italo. Italo, prova a descrivermela. Provate a incantarvi da casa. Cosa ti descrivo? Devi mangiarla. Cosa la descrivo? Dopo io il descrivo. Guarda, la vedi coi tuoi occhi. Senti, ma dove viene preparata? Là? È un passaggio, c'è una filiera nel quale c'è tutta la fase impanatura. C'è il ragazzo che dopo la cuoce, la mette dentro, c'è la finitura, l'ultima fase dove viene allestita e preparato il piatto, diciamo, dai. Quanto può pesare? Quello non vorrei dirti una stupidaggine, adesso ti chiedo. Perché io vorrei chiudere la puntata, caro Di Bernardo, quanto pesa la Wiener Schnitzel qui al Festival di Maiano? La stima è in corso, vediamo se 200 grammi, quindi credo che uno mangia quella ed è a posto. Sì, anzi qualcuno viene a chiedere dopo la confezione per portarla a casa quello che rimane. Ti ricordo che però 2 anni fa la impanavate da un'altra parte? No, più di 2 anni fa, tanti anni, almeno 5 anni fa. Ti faceva di là? Gli ultimi 3-4 anni la facciamo qua. È stato cambiata l'impostazione di dove veniva fatta. Qua c'era la zona della cottura della griglia, è stata spostata la brace dall'altra parte, per cui si è liberato lo spazio, per cui adesso la Wiener Schnitzel la fanno qua. Grazie e arrivederci. Io direi che abbiamo ancora 3 minuti. Sara, ecco, Integraldo cos'è? Integraldo è una cucina biologica e fa delle buonissime focacce o col prosciutto di San Daniele bufala, altrimenti c'è anche veggie, vegetariana. Abbiamo proprio
Ecco qua che lo chiamiamo. Allora, quindi vedete che alla fine Anche le frittelle, i dolci e il gelato che è tutto artigianale. quindi là ci sono anche le frittelle. Sì, le frittelle di mele, abbiamo il gelato, poi abbiamo la focaccia della bufala. Eccolo qua. Buonasera. È un'imboscata questa. Un'imboscata, abbiamo visto la Wiener Schnitzel. Su questo tavolo cosa esce? Qua esce un po', escono le nostre focacce, sono delle focacce dalla San Daniele, il pan focaccia, poi stiamo facendo anche i panini per il concerto di stasera, abbiamo il gelato artigianale e poi ci sono le mitiche frittelle di mele. A destra, a sinistra passano veramente, è bella sta roba qua perché è trasversale, no Elia? Sì, volevo salutare il sindaco perché l'ho conosciuta e ho detto verrò un giorno al festival e quindi per salutarla e per... Tra l'altro il sindaco, l'ho sentito oggi pomeriggio, oggi si è negativizzata, aveva il Covid ed era presente all'inaugurazione, quindi è qua in giro. Benissimo, grazie, se la incontro mi fa piacere salutarla. Grazie a te, grazie a voi. Grazie al consigliere regionale Elia Miani, grazie alla segretaria della Proloco Sara, Fabio Di Bernardo alla nostra telecamera e Gian Domenico Ricci in regia. Da Maiano è veramente tutto, ma qua si è appena iniziato, si andrà avanti per i prossimi 20 giorni. Buonasera e buonanotte a tutti. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. So good, so good, so good, so real. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. Love is so, please don't stop it. You got me right in your jean pocket, laying your back.